Nel bilancio di fine 2025 dell'ULSS 4 Veneto Orientale il punto sull'avvio dei grandi cantieri della sanità pubblica. Prende forma il piano di riqualificazione dei 3 ospedali della ULSS 4 finanziato da PNRR e Regione Veneto con un investimento che supera i 61 milioni di euro nella sola prima fase. Si tratta di un passaggio storico, ha sottolineato il direttore generale Mauro Filippi. I lavori di riqualificazione sono già iniziati all'ospedale di Jesolo, mentre per le strutture di San Donà e Portogruaro la progettazione è in fase avanzata. Tutti e tre gli ospedali sono coinvolti in questo progetto, percorso di riqualificazione che prevede ristrutturazioni, ampliamenti, nuove realizzazioni e demolizioni delle parti più vecchie. Questo ci consente di avere edifici dal punto di vista energetico più performanti, meno energivori diciamo, ma anche una miglior layout e quindi dal punto di vista organizzativo un impatto favorevole per il personale con percorsi più funzionali e ovviamente anche ambienti più accoglienti e confortevoli sia per i pazienti ma sia anche per i professionisti che ci lavorano. A Portogruaro e San Donà verranno abbattute parti obsolete e realizzati nuovi edifici, mentre l'ospedale di Jesolo assumerà esternamente l'aspetto originario di istituto marino. Ulteriori 17 milioni finanziati in gran parte dal PNRR sono stati impiegati per la realizzazione di 6 nuove case della comunità. Altri 15 milioni sono stati destinati alla realizzazione della nuova centrale operativa territoriale, digitalizzazione ed innovazione informatica, l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e l'acquisto di grandi apparecchiature elettromedicali e non ultimo lo smaltimento delle liste d'attesa. Abbiamo provato in quest'anno a compensare parzialmente la carenza di medici di medicina generale che si sta facendo sentire, attivando degli ambulatori di assistenza primaria. Lo abbiamo fatto a San Michele al Tagliamento, per 4 mesi a Musile, a Ceggia e dalla prossima settimana lo faremo a Torre di Mosto.